Anche io, fradis, quando sono arrivato fra miei di voaltris, non mi sono presentato a predichiaus la testimonianza di Dio con grandezza di paraule o di sapienze. Mi eri proponuto di non sapere fra di voaltris noi e altri che Gesù Cristo, e proprio Lui mettuto in croce. Io mi sono presentato fra miei di voaltris te debolezze e con grande pore e trepidazione. E la mie paraule e le mie predichis non si sono poggiati su paraule sapienti per convincius, ma sulle conferme da spirito e la sua potenza, perché la vostra fede non si poi su tune sapienze umane, ma sulla potenza di Dio. O predichi in sì une sapienze a di chi che sono perfessi, ma une sapienze che non è di che smont, e neanche dai principi di che smont, che vengono fruciati. O predichi une sapienze divine, voluciate di misteri, platate per tant tempo e che Dio le ha pensate prima dei tempi, per nostre glorie. Nessuno dei principi che smont non l'ha potuto conoscere. Se le avessi conosciute, non varessimo mettuti in croce il Signore de glorie. Difatti, alle scritto, c'è che voli non l'ha mai veduto e orele sentut, e non è mai entrata al cuore di un uomo, questo lo ha preparato Dio, perché chi vuole in ben. Hanno però Dio lo ha palesato mediante il Spirito. Difatti al Spirito stage ogni robe, anche le profondità di Dio. Cui mai hai conosciuto i segreti dall'uomo, se non il Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio non sono mai arrivati a conoscere, se non il Spirito di Dio. E non ho chiappato il Spirito dal mondo, ma il Spirito di Dio, per conoscere i dons che Lui ci ha regalato. E non chiesto prediching, non con insegnamenti di sapienza umane, ma con insegnamenti del Spirito, spiegando robe spirituali a persone spirituali. L'uomo naturale non può capire le robe del Spirito di Dio. Per lui sono rude e matetate e non è in grado di capirli. Perché si può fare un'idea d'uomo mediante il Spirito. L'uomo spirituale invece ti giudica tutto, senza poter essere giudicato di nessuno. Difatti, qui hai mai conosciuto il pensiero di Dio, in modo di poter indrecciare, e non in proprio il pensiero di Cristo. E io, fradis, non ho potuto rivelarvi come uomo spirituale, ma come indichiare, come fruttini di tetta in Cristo. Us hai dato di bevi latte, non mangiative sutte, perché non eri siamo in grado, e non sei neanche come, perché sei anche modo di chiaro. Difatti, dal momento che fra di altri si regna la invidia e la divisione, non sei forse di chiaro e non si comportai d'ome in maniera umana? Quando un al dis, io so di Paoli, e che l'altri, io di Apollo, non si faceva via di proprio true soms? Poco isa l'Apollo, qui al Paoli, servidors, che mediante loro si arrivasse alla fede, e ogni onda ur che il Signore gli ha dato. Io ho plantato, Apollo l'ha bagnato, ma è Dio che l'ha fatto crescere. Poi ben, ni quel che il planta, ni quel che il bagna non sono nuie, ma dome quel che il fa crescere, Dio. Quel che il planta e quel che il bagna sono compagni, e ognuno ti apparà la sua pae, se on che l'ha lavorato. Difatti, o sei collaboratori di Dio, e altri so sei il chiam di Dio, la chiesa di Dio. Se on la grazia di Dio che mi è stata data, io ho buttato sugli sfondi, come un architetto di mistero, poi un altro al fa su parsore. Però ogni dun ha di stare attenta a ciò che al fa su. Non si può buttare nessuna fonte differente di che chi è già, che è Gesù Cristo. E se sore di queste fonte si fa su con aur, con arin, con pieri preziosi, con len, con fen o con stranc, si vioderà ciò che ognuno ha saputo fare. Lo mostrerà in che dì che si paleserà col fuoco, e il fuoco assaggerà ciò che ognuno avrà fatto. Se lavoro è fatto su e tignerà, al chiapparà la pae. Ma se lavoro di qualche dunque l'era in cinese, alvarà di paiai dams. Lui al potrà salvarsi, ma come che si salvisi passando pel fuoco. Non sapete cos'è templi di Dio e che il Spirito di Dio sta in voi? Se uno butta io il tempio di Dio, Dio lo butterà io lui, perché è santo il tempio di Dio, cos'è svaltris. Nessuno l'ha di farsi illusioni. Se fra di altri qualche don al cro di essi sapienti in che smont,
che si fasi mat per diventare sapiente, perché che la sapienza di che smont è mattetat denant di Dio. Di fatto è scritto, lui al brin che sapiens, mediante de lor furbetat. E anche, il Signore al sa che i progetti de sapiens non sono nuie. Dunque, non sono alla di poi alla sua gloria e sarà da ioms, perché che tutto alle vostri, Paoli, Apol, Chefa, il mont, la vite, la muar, li robis che son, li robis che vigneranno, tutte alle vostri. Altri però, o ses di Cristo, e Cristo alle di Dio.